Luca Richeldi, pneumologo e membro appunto del comitato tecnico scientifico. Il metro di distanza nei locali pubblici è sufficiente? Voi avevate suggerito 2. Questa misura che è stata data del metro all'interno dei ristoranti e dei bar è certamente una misura importante. Io spero che comunque dove sarà possibile questa misura sarà anche aumentata. Quali rischi corriamo in questo momento? Adesso noi non corriamo dei rischi enormi, direi, perché il nostro sistema sanitario è molto più pronto rispetto a quanto non fosse qualche mese fa, se non altro perché intanto sappiamo che questo virus circola, abbiamo i Covid hospital, abbiamo più posti letto di terapia intensiva e subintensiva, avremo più medici in formazione, abbiamo gli infermieri di quartiere, insomma abbiamo tante cose che ci riducono il rischio. Che cosa dobbiamo tenere in mente? Ricordiamoci che la circolazione del virus è stata ridotta solo ed esclusivamente da interventi non farmacologici, cioè il distanziamento sociale, l'igiene delle mani, l'uso dei dispositivi di protezione individuale. Non abbiamo un farmaco efficace, non abbiamo un vaccino. Quindi tutti noi sappiamo che quello che ci siamo conquistati, per mantenercelo, dovremo fare ancora qualche sacrificio. E domani torna anche la celebrazione delle messe con